Salve a tutti, benvenuti all'angolo della cucina di Francesco. Oggi voglio mostrarvi la preparazione di una tortillas. Cos'è la tortillas? A differenza di tante altre piadine, la tortillas non è altro che una bella pasta dove la possiamo piegare senza avere la rottura della classica piadina. Prepariamo questa qua con dell'insalata, della provola dolce, provola affumicata, salame e pomodoro. Però possiamo aggiungere a tutto questo del petto di pollo che andiamo a preparare adesso. Riscaldiamo la padella, facciamo in modo che sia bella calda per poi andare a preparare il petto di pollo. Aggiungeremo un goccino di olio extravergine d'oliva, il nostro petto di pollo l'abbiamo sgrassato e abbiamo privato dell'osso. Lo facciamo rosolare nella padella. Ok, adesso andiamo a rosolare il petto di pollo in questo modo. Lo andiamo a salare, lo andiamo a pepare. E lo lasciamo cucinare per un paio di minuti. Ok, il nostro pezzo di pollo sta cuocendo perfettamente e come vediamo abbiamo una bella doratura. L'aceto balsamico si può anche aggiungere per far sì di dargli vapore e gusto al petto di pollo e glielo andiamo a versare. Lo lasciamo cucinare un altro paio di minuti e poi iniziamo la preparazione della nostra tortillas. Ok, nel frattempo che il nostro petto di pollo si sta cucinando, iniziamo a fare la base delle nostre tortillas. Mettiamo del formaggio, un po' di provola affumicata, delle fette di salame non guastano, la nostra insalata e il pomodoro. Condiamo anche questi con pepe, sale e olio extravergine d'oliva. Ok, il nostro pezzo di pollo è già pronto. Come vedete ha la croccantezza dappertutto, però all'interno vi garantisco che è bello morbido.
essendo così grosso magari avreste il problema della cottura, gli diamo una mezza grigliata alla piastra che abbiamo acceso precedentemente. Ok, il nostro petto di pollo è ben cotto. E lo andiamo anche questo a posizionare nelle nostre tortillas. Fate attenzione a come chiuderlo. Lo andiamo a rotolare. Abbiamo messo il tutto nella nostra tortillas e lo andiamo a riscaldare nella nostra piastra già ben calda. La nostra tortillas è quasi pronta. Il nostro piatto, eccolo qua. Se il nostro video vi sia piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale.